Buongiorno a tutti e ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con le lezioni di Go a livello base. Allora, i temi che andremo a trattare oggi si addentrano già all'interno delle tattiche di base per poter condurre una partita che fin dall'inizio ci permetta di avere uno sviluppo forte. Queste tattiche non sono ancora tratte dai testi di cui vi parlavo nell'introduzione del primo video, ma sono comunque degli approcci alle partite fondamentali per poter mantenere una certa forza durante la partita. Vi mostrerò anche, quindi, riprendendo in mano la partita di esempio sul Goban 9x9, alcuni concetti relativi ai gruppi vivi e ai gruppi morti. Dopo questa terza lezione cominceremo quindi ad addentrarci verso i temi considerati più importanti e fondamentali per la nostra crescita nel gioco del Go. Cominciamo quindi con il primo argomento della lezione. Riprendiamo in mano questa partita di esempio che vi avevo fatto nella lezione 1. Avevamo detto che era finita pari, 26 punti per bianco, 26 punti per nero, però vi avevo lasciato anche con una cosa in sospeso, ovvero vi avevo detto la partita finisce così, però in questo caso nessuno dei due giocatori ha creato un gruppo vivo con degli occhi. Perché non l'ha fatto? Perché questo è un argomento che va un attimino approfondito. Allora, facciamo ad esempio finta che bianco fosse riuscito a chiudere in questo modo qui. Quindi nero avrebbe sempre i suoi 26 punti, mentre bianco ne avrebbe, mettiamolo anche qui, mentre bianco ne avrebbe quindi 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ok? Bianco in questo caso sta vincendo. Nero potrebbe a un certo punto dire, posto che sto perdendo la partita, provo a vedere se riesco a far togliere qualche punto a bianco. L'unico modo che ha nero per riuscire a togliere dei punti a bianco è invaderlo, ovvero giocare delle pietre nel territorio di bianco. Ecco, nel momento in cui nero gioca una pietra, comincia un'invasione. L'invasione deve essere però ben ponderata sin dall'inizio. Perché se appunto con il nostro attacco di invasione non riusciamo a creare un gruppo vivo con due occhi, tutte le pietre che rimarranno nel campo di bianco senza occhi verranno considerate a fine partita come delle pietre catturate, come dei prigionieri, per così dire. Ecco che se nero ad esempio una volta invaso bianco riuscisse a creare un gruppo vivo, come abbiamo già visto prima, per esempio così, qui abbiamo un occhio, qui abbiamo uno spazio che ha due incroci però ci consente di fare un altro occhio. Ecco che nero in questo caso avrebbe tolto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti a bianco, ma non solo, ma questi che sono, anche se sono occhi, sono pur sempre degli incroci liberi, sarebbero dei punti in più per nero, per cui qui nero, oltre ad aver tolto punti a bianco, ha anche aggiunto ai suoi 26 punti altri 3 punti, andrebbe a 29. Qui sta vincendo nero, ma non solo, facendo questa forma comincia anche a preoccupare bianco, perché bianco in questo caso non ha nemmeno un occhio, e allora bianco dovrebbe perlomeno riuscire
a creare una forma del genere in modo da ottenere un occhio qui dentro. Qui abbiamo due incroci, però è facilmente ottenibile un occhio, e l'altro occhio qui dentro dovrebbe essere abbastanza in grado di farlo. Questo è il concetto fondamentale dell'avere o meno degli occhi. È un po' infelice l'esempio su un Goban del 9x9 perché è uno spazio estremamente piccolo e ridotto che non ci permette di spaziare molto, mentre nel 19x19 avere dei gruppi vivi con degli occhi diventa fondamentale. Qui, per farvi l'esempio, vi ho fatto vedere il nero che creava i suoi due occhi in modo molto semplice e bianco altrettanto semplice. Però appunto quando facciamo un'invasione non è che il nostro avversario rimane lì a guardare. Di conseguenza, se nero tenta di invadere in una situazione come questa, decide di invadere in quel punto lì, bianco sicuramente cercherà di contrastare l'attacco di nero. Ecco quindi che potrebbe tentare di ridurre le libertà di nero, quindi ad esempio potrebbe spingerlo ad andare verso il basso, giocando qui. A questo punto nero l'unica cosa che può fare è tentare di scappare lateralmente, ma bianco lo blocca. E bianco così ottiene due vantaggi: blocca la corsa di nero e comincia a crearsi un piccolo spazietto per fare gli occhi. Nero a questo punto, vedendo che non può più scappare di qua, sicuramente tenterebbe di scappare di là, e allora bianco lo blocca. A questo punto nero non può fare più nulla, perché con gli spazi che ha a disposizione non riuscirà mai a fare degli occhi, perché se lui tenta di andare su, bianco lo blocca, e intanto vedete tutte le libertà di nero che cominciano a diminuire sempre di più. Potrebbe tentare di andare su di qua solo per avere la soddisfazione di mettere in attari quella pietra, ma bianco qui basterebbe che facesse una cosa del genere. Nero al massimo può andare su, bianco lo blocca, ed ecco che bianco si è fatto un occhio qui, l'altro qui se lo fa, nero non se lo potrà mai fare, e allora a questo punto nero potrebbe rinunciare e dichiarare il fallimento. Alla fine della partita, quindi, tutte queste pietre durante il conteggio dei punti verranno tolte e verranno considerate catturate e verranno aggiunte al computo dei punti. Ma allora la vostra obiezione sarà: eh sì, però comunque nero ha fatto giocare delle pietre a bianco e quelle pietre negli incroci hanno comunque tolto del territorio a bianco. In realtà questa cosa è sbagliata, perché il delta rimane sempre lo stesso, perché ogni qualvolta che si gioca una pietra all'interno del campo avversario per invaderlo e l'avversario gioca una pietra per risponderci, a meno che il gruppo che noi creiamo non vada a formare un gruppo vivo e allora a creare quindi una grande perdita in termini di punti di territorio per il nostro avversario, ogni pietra che lui gioca è un punto in più per noi, perché alla fine, se non rimarrà viva, come abbiamo visto, verrà tolta e verrà considerata come un prigioniero. Per cui è vero che noi per rispondere ci occupiamo un incrocio e quindi ci togliamo un punto, però è anche vero che quel punto ci viene restituito attraverso una pietra che rimarrà morta. Di conseguenza ecco l'importanza per chi attacca di riuscire a creare un gruppo vivo, e per chi difende non permettere che questo gruppo rimanga vivo. Infatti, se noi andiamo a fare il computo dei punti, qui abbiamo sempre i 26 punti di nero, e qui invece avremo per bianco, sposto questi qui per contare meglio, abbiamo sempre i famosi 9, 18, 19, 20, 21.
però poi abbiamo anche i catturati, che sono 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Avete visto? Di conseguenza, finire la partita così, o finire la partita con l'invasione non andata a buon fine, ha sempre un delta di punti di 27 a 26. Ecco quindi, avvalendoci sempre di questo esempio, con questo piccolo Goban, provo a rispondere a una domanda che mi è stata posta da alcune persone che hanno cominciato da poco a giocare. Ma quindi, quando è che si passa? Ovvero, quando è che si comincia a pensare di terminare la partita? Semplicemente quando reputiamo che non sia più conveniente per noi fare una mossa. Questo cosa vuol dire? Che se la partita è finita così, allora nero sicuramente non andrà a giocare all'interno del suo territorio, perché così si va a togliere dei punti. Se nero decide che non sia conveniente giocare all'interno del territorio di bianco perché è convinto di avere delle scarse possibilità di creare dei gruppi vivi, ecco che nero non ha nessuna convenienza nel fare un'ulteriore mossa e quindi passa. Tocca a bianco. Bianco è nella stessa situazione. Bianco probabilmente potrebbe valutare che giocare all'interno di nero non sia conveniente perché magari capisce che è molto difficile creare un gruppo vivo, non va sicuramente a giocare nel suo territorio altrimenti si toglie i punti e passa anche lui. Ecco che dopo 2 passo consecutivi la partita è finita. Queste che vedete qui rappresentate sono le più piccole forme vive, ovvero che hanno 2 occhi. Come potete notare, queste forme sono di svariata natura. Le più semplici da ottenere, le potete vedere, sono quelle ai 4 lati. Sono più semplici da ottenere perché se notate, appunto i gruppi di nero che le compongono hanno solo 6 pietre, per cui sono l'esempio, diciamo l'esempio che permette di capire che con sole 6 pietre in una posizione d'angolo è possibile ottenere un gruppo vivo. In questo caso qui, che è quello che avevamo visto nella prima lezione in questa parte del Goban, abbiamo gli occhi precisamente uno qui e uno qui. In questa forma d'angolo qui invece abbiamo un occhio qui e un occhio qui. Qui invece in questa forma d'angolo qui abbiamo 1 e 2 occhi. In questa forma d'angolo qui invece abbiamo 1 e 2 occhi. Queste sono le più semplici, queste laterali agli angoli, perché appunto con sole 6 pietre c'è la possibilità di ottenerle. Poi quelle immediatamente successive, un po' più difficili, perché sono sempre tra le più piccole, però hanno delle pietre in più e sono quelle ai lati del Goban. 8 pietre, qui servono 8 pietre per ottenerle. Quindi abbiamo questa con i 2 occhi, questa con i 2 occhi, questa con i 2 occhi e questa con i 2 occhi. Le ultime, ovvero quelle che non si avvantaggiano del fatto di essere o sull'angolo o sul lato del Goban, ne hanno invece 10 di pietre. E queste sono le 4 forme con 10 pietre che permettono di ottenere 2 occhi, ovvero mantenere una forma viva. Quindi 1 e 2 occhi, 1 e 2 occhi, 1 e 2 occhi, 1 e 2 occhi. Vorrei ora cominciare ad accennarvi al concetto di Sente e Gote, che sono rispettivamente il fatto di avere dell'iniziativa oppure la perdita di questa iniziativa.
Anche questo è un concetto abbastanza astratto e però ci si rende conto della sua importanza nel momento in cui si comincia a giocare. Cerco di spiegarmi. Il sente è una mossa che obbliga un avversario a risponderci. Per cui, ad esempio, se il nero fa una mossa qualsiasi e il bianco a questa mossa è costretto a rispondere, nero è in sente e bianco è in gote. Sono una parte l'opposto dell'altra. Questo effetto comincia già a diventare evidente sin dal fuseki, ovvero dall'inizio della partita. In che modo? Vi faccio un esempio molto semplice che può verificarsi durante un'apertura classica. Generalmente abbiamo detto quindi si apre ai lati, bianco apre per esempio qui, nero continua con la sua apertura ad esempio qui, bianco apre qui. Bene, ora tocca a nero. La prima cosa che nero cerca di fare in casi come questi, in realtà è un esempio come tanti, ma comincia a fare una mossa che abbia due significati. Per esempio una mossa come questa, una mossa di approccio o kakari. Con questa mossa nero cosa fa? Comincia già a tirare una linea immaginaria dove lui cerca di avvantaggiarsi di questo territorio, però minaccia anche bianco di entrare. Generalmente a una mossa del genere bianco risponde in questo modo qui. È un esempio, ce ne sono tantissimi, però in questo caso nero fa una mossa sente e bianco risponde con una mossa gotè, perché adesso è ancora nero a condurre la partita. Nero per esempio potrebbe tentare un'invasione d'angolo qui e qui allora si gioca tutta la sequenza standard per l'invasione d'angolo e come vedete nero conduce e bianco deve rispondere per forza, non c'è alternativa. È nero che comanda il gioco in questo caso, e qui nero ha ancora l'iniziativa. Certo è che se nero fa una mossa che non costringa bianco a rispondere, una mossa non interessante, per esempio potrebbe decidere di fare una mossa solida in questo punto per rinforzarsi l'angolo. Allora bianco adesso che non ha più un attacco di nero vicino al collo, può a sua volta cominciare ad attaccare. Per cui ad esempio potrebbe invadere questo lato di nero. Allora qui nero è costretto a rispondere. Allora bianco continua la sua invasione. Allora nero è costretto a rispondere, ad esempio in questa posizione qui. Ecco quindi che nella dinamica del gioco è importante mantenere quanto più possibile il sente e lasciare il go te all'avversario. In questa fase vi spiegherò come sfruttare una minaccia co. Il co, come vi avevo accennato nella precedente lezione, è quella situazione in cui si potrebbe creare una situazione di infinito dove il bianco e il nero continuano a mangiarsi. Di conseguenza, per la regola prevista appunto del co, ogni qualvolta un giocatore mangia nel co, il giocatore successivo deve prima fare una mossa da un'altra parte e poi il giocatore di turno può decidere se rispondere a questa mossa oppure andare a chiudere il co. Ecco, in questo caso ad esempio è difficile capire come questo co può venirci in aiuto anche per risolvere situazioni un po' critiche o come comunque sfruttarlo per avere della forza.
perché qui stiamo parlando solo di una pietra alla volta, per cui di punti, di un insieme, di una quantità di punti abbastanza esigua. Io qui ho creato una situazione un po' più complessa che va a spiegarvi come il Co può essere appunto sfruttato. Come potete notare, la situazione di Co, quella che qui era come esempio semplice, in questa parte del Goban è rappresentata in questa forma che vedete qui nell'angolo. Come potete notare, questa forma di nero ha già un occhio qui e se nero giocasse in questo punto andrebbe a unificare il gruppo, a solidificarsi e crearsi il secondo occhio e di conseguenza questo gruppo sarebbe vivo. Se però bianco, dopo aver mangiato, anzi catturato questa pietra, andasse poi anche a chiudere il Co, ecco che questo gruppo avrebbe solo un occhio, perché questo qui non sarebbe un occhio visto che sarebbe ancora catturabile in questo modo qui e questo gruppo sarebbe morto. Ecco, se nero perdesse questa battaglia di Co, quanti punti perderebbe? Basta contare le pietre. In questo caso qui quindi perderebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pietre. Stiamo facendo la nostra partita, questa è la situazione, nel Goban ci sono anche altre pietre posate, però noi adesso vogliamo risolvere questa situazione qua. Tocca a bianco. Bianco comincia a minacciare nero con il Co. Ecco che nero, abbiamo detto, non può andare a giocare lì per la famosa regola. Allora nero deve giocare da un'altra parte. Dove gioca? Cerca di capire, nero, la cosa importante è che nero deve cercare di capire se in giro per il Goban ci sono delle situazioni che obbligano bianco a rispondere. Questo è il principio fondamentale. Allora proviamo a guardare un attimino le situazioni che ho creato qui. Vediamo per esempio che in questo angolo qui c'è un gruppo di nero che è vivo e un gruppo di nero che è in Atari, vedete? Allora nero decide di mettere in Atari questo gruppo isolato di bianco, giocando la pietra lì, vedete? Mettendo la pietra in quel punto lì, bianco è in Atari, perché ha una sola libertà in questo punto qui. E ora tocca a bianco. Che ragionamento fa bianco? Allora dice, se chiudo il Co, guadagno questi punti. Però se così facessi, allora a questo punto nero catturerebbe queste pietre di bianco e non solo guadagnerebbe questi 4 punti provenienti dalla cattura, ma riuscirebbe a salvare anche queste pietre, per cui un bel bottino. Allora probabilmente bianco reputerebbe che piuttosto che chiudere il Co sarebbe più importante andare a catturare questo gruppo di nero giocando la pietra lì. Ecco che nero con la sua giocata ha forzato bianco a rispondere. Di conseguenza nero adesso ha l'opportunità di procedere alla battaglia del Co. Ora tocca a bianco a capire se nel Goban c'è una situazione che gli permette di andare avanti con il suo attacco. E vede che in effetti in questa posizione c'è un gruppo di nero che ha un occhio già fatto e qui ha potenzialmente l'opportunità di farne un altro. Allora bianco va a minacciare nero con una mossa di questo tipo. Cosa succede a una mossa di questo tipo? Che se nero non risponde immediatamente qui
per crearsi il secondo occhio, ma decidesse di chiudere il co, allora nero sicuramente si sarebbe salvato, chiudendo il co, si sarebbe salvato questo gruppo. Però se bianco insiste, vedete, nero non potrebbe giocare qui perché altrimenti bianco lo catturerebbe subito in questa posizione. Nero non potrebbe giocare qui perché bianco andrebbe a chiudersi e in entrambi i casi nero rimarrebbe sempre con un solo occhio. Ecco quindi che a una minaccia del genere nero sarebbe costretto a rispondere subito. Ed ecco allora che bianco non avrebbe l'opportunità, scusate, di continuare il mulinello del co, in questo modo qui. A questo punto toccherebbe di nuovo nero, ma nero guardandosi intorno non ha più delle minacce forti da fare. E allora sarebbe costretto a giocare questa pietra in un punto che gli conviene a questo punto, non potendo più salvare quella situazione. Non avendo più minacce, nero farà quindi la sua mossa, alla quale bianco non risponderà perché a questo punto non è più una minaccia. Bianco allora si dice che vince la battaglia di co, chiuda il co e automaticamente dichiara morto questo gruppo. Ecco quindi come il concetto del co, spiegato nella lezione precedente in modo molto semplificato, con questo esempio risulta forse un po' più chiaro, perché ci permette di capire che la mossa alternativa non deve essere fatta a caso di qua e di là, ma deve essere una mossa, lo ripeto, che costringa l'avversario a risponderci attraverso delle minacce. In questo caso invece vi illustrerò quanto importante sia mantenere le divisioni per riuscire ad essere forti e di conseguenza indebolire l'avversario. È molto importante cercare di mantenere ovviamente i propri gruppi vivi, però di dividere quanto più possibile i gruppi dell'avversario, perché se è vero che l'unione fa la forza, come diceva invece Giulio Cesare, dividi et impera, cioè prima dividi e poi governa. Ecco che qui vi ho ricreato un piccolo esempio per farvi capire questo concetto. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un gruppo di bianco in angolo che è vivo perché ha due occhi, 1 e 2. Un altro gruppo di bianco che ha un occhio e qui ha un territorio abbastanza ampio che gli permetterebbe senza grossi problemi di ricavarsi il secondo, per cui difficilmente nero verrebbe qui per invaderlo. Poi abbiamo qui un gruppo di nero vivo perché ha due occhi e invece qui abbiamo un gruppo di nero compreso tra due, diciamo chiuso tra due gruppi di bianco forte e che ha solo un occhio. Poniamo che ci sia stata una battaglia e che si sia arrivati a questo punto. Ecco, per nero diventa fondamentale crearsi il secondo occhio. Allora nero, visto che qui non ha più spazio per creare degli occhi, potrebbe tentare a questo punto di scappare via. Come si scappa via? Dopo aver creato una base solida, potrebbe fare un salto di 1 o un salto di 2 per cercare di scappare via da quella parte lì. Però probabilmente la cosa più intelligente che gli verrebbe da pensare è quella di scappare certo verso il centro, ma magari avere sempre un lato che vada verso quel suo gruppo, perché se arrivasse dopo un po' di mosse a connettersi avrebbe connesso i due gruppi e di conseguenza anche questo gruppo qui che ha solo un occhio rimarrebbe vivo perché è attaccato a quello lì. E allora a questo punto della partita poniamo che la mossa tocchi a bianco, bianco dovrà fare di tutto per sfruttare la sua forza
in questi due gruppi e tenere separati quanti più possibile questi due gruppi qui. Per cui per esempio una mossa di bianco che potrebbe essere idonea a questo scopo è magari partendo da queste due pietre qui fare un keima, si chiama, cioè una mossa del cavallo, come sarebbe il cavallo degli scacchi, per cui 1, 2, 3, oppure da questa un o keima, ovvero un salto del cavallo lungo, 1, 2, 3 e 4. Sono delle mosse che permettono comunque un certo grado di connettibilità tra le pietre giocate. Ecco quindi che nero a questo punto cosa può fare qui? Può minacciare di entrare dentro bianco di là per tentare di forzarlo, ma bianco qui non ha paura, perché se anche riuscisse a venire diviso, nero riuscisse a dividere questa pietra da queste pietre qui di bianco, qui bianco non avrebbe paura perché è già vivo. Per cui non avendo nulla da perdere, bianco può permettersi comodamente di giocare qui in alto. Nero difficilmente potrebbe continuare ad andare a giocare di là, perché bianco camminando di qua riuscirebbe a mantenerlo diviso. Allora probabilmente nero andrebbe su da quella parte lì. E allora bianco qui può allungarsi di nuovo e come vedete comincia a rendere la vita sempre più difficile a nero. Se invece toccasse a nero come prima mossa, allora nero la prima cosa che dovrebbe fare è sfruttando quindi un keima o un okeima partendo da questa pietra qui, quindi 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, magari un okeima è un po' più azzardato però un po' più efficace, vedete che comincia già a creare questa pietra, anche visivamente comincia già a creare una sorta di ponte tra questo gruppo e questo gruppo. Allora bianco qui può andargli a rompere le scatole come meglio crede. Allora se bianco giocasse in questa posizione sarebbe oggettivamente forse un po' troppo distante dal suo gruppo vivo. Allora forse bianco potrebbe forse minacciare lì con un keima da questa pietra, quindi 1, 2 e qui nero, ma nero qui a questo punto basterebbe semplicemente che facesse una mossa di contatto e sarebbe sempre, vedete, sempre più forte. Bianco allora qui potrebbe fare un keima da questa sua mossa, però nero potrebbe ad esempio minacciare il taglio in questo punto qui, cioè minacciare di entrare qui dentro e dividere questi due gruppi. Allora bianco, pur di rimanere connesso, probabilmente giocherebbe qui. Così facendo nero ha ottenuto questa forma che viene chiamata Toraguchi, o la bocca della tigre, perché permette una connessione in quanto bianco, anche se giocasse qui, nero sarebbe sempre connesso. È una forma forte. Però abbiamo detto che adesso tocca nero perché bianco si è diffuso in quel punto lì e allora nero sì, a questo punto comincia ad andare lì. Bianco potrebbe minacciare un Atari appunto qui e nero va qui. Bianco minaccia di dividere qui, ma nero può continuare dritto. Bianco può continuare dritto. Nero basta che faccia un salto di questo tipo, bianco va qui, nero va lì, bianco tenta sempre di dividere, ecco che nero allora può bloccare. Abbiamo un taglio per cui se bianco gioca qui e poi bianco qui ha degli altri gruppi è comunque riuscito a mantenere divisi i due gruppi, però guardate nero che muraglia è riuscito a costruire, per cui non sarà certo riuscito a connettersi a quel gruppo lì, però ha già un occhio qui e qui una grandissima influenza verso questa parte del Goban che gli permetteranno sicuramente con un po' di destrezza di ottenere un altro occhio e quindi di vivere e forse di fare anche un po' di punti. Ecco che noi quando sviluppiamo la nostra partita dobbiamo sempre cercare di avere un occhio per capire quando è il caso di mantenere separati i gruppi al fine di renderli più deboli.
Allora, come visto nell'esempio precedente, abbiamo capito che quando si arriva a tagliare due gruppi indeboliamo l'avversario. La forma più piccola di taglio che si può ottenere in una partita di Go è quando, ad esempio, abbiamo dei gruppi che sono posti in questo modo qui. Se ad esempio tocca bianco a questo punto e gioca lì, preclude la possibilità a nero di connettere questi due gruppi. Per cui il taglio in sé è una cosa che va evitata, va evitato di avere dei tagli da parte dell'avversario. Capiamo quindi bene che un taglio aperto diventa una minaccia. Poniamo di essere ancora nel caso del Ko di prima. Un'altra minaccia potrebbe essere quella di giocare una pietra qui e minacciare di tagliare qui. Allora qui nero è costretto a connettersi. Capita questa cosa, diciamo, dei tagli, dell'importanza dei tagli, vi volevo spiegare la mossa di Kozumi, che è una mossa molto semplice e che è molto utilizzata dai principianti perché è una mossa che permette di estendersi ed è comunque una mossa forte. Il Kozumi è, posto di avere per esempio un gruppo vivo come questo con due occhi, abbiamo la volontà di espandere la nostra influenza verso il centro del Goban, non siamo ancora abbastanza abili perché non conosciamo bene le dinamiche del gioco e non ci fidiamo a fare dei salti diretti in questo modo qui di uno o due o addirittura tre spazi per andare verso il centro, allora si usa il Kozumi. Il Kozumi è una mossa diagonale, eccola qua. Con il Kozumi abbiamo due tagli, però se bianco a un certo punto della partita minaccia un taglio, noi abbiamo sempre la possibilità di andare sull'altro ad attaccarci. Ecco che se noi abbiamo creato una catena di Kozumi anche molto lunga, in questo modo qui, anche se bianco ci minaccia di tagliare in un punto, noi subito tac, andiamo a connetterci nell'altro. Bianco minaccia di tagliare e noi tac, andiamo a difenderci sull'altro. In questo modo, vedete, oltre a connettere creiamo anche dei gruppi molto lunghi e robusti. C'è però da dire una cosa e la notiamo in questo esempio qui. Attenzione ai tagli in seconda linea, perché questi tagli qui sono molto pericolosi. Poniamo ad esempio un caso del genere, dove nero ha un bel territorio, ha un po' di punti qui che è riuscito a circondarsi, bianco è comunque riuscito a schiacciarlo, lo vedete in questo modo qui, e quindi bianco vorrebbe cercare di andare a distruggere i punti di nero. Se bianco è un giocatore neofita e non conosce bene quanto pericoloso sia un taglio in seconda linea, questo taglio diventa in effetti goloso, perché bianco dice beh, io la gioco lì, gli divido quella pietra che poverina è da sola, gliela catturo e una volta che l'ho catturata e mi connetto al mio gruppo gli entro dentro e gli tolgo via tutti questi punti qui. Nulla di più sbagliato, perché un taglio in seconda riga è di per sé già difeso, perché basta che nero giochi qui, metti in Atari bianco che a questo punto si vede costretto a scappare via, quindi da una libertà andando qui ne ottiene due, ma nero basta che giochi o di qua o di qua per farne restare sempre una, e se bianco scappa nero cattura inesorabilmente bianco.
Ecco perché se dovete attaccare fate attenzione ai tagli in seconda riga, linea. Se invece avete voi dei tagli in seconda linea, sentitevi relativamente sicuri. Vi spiego adesso quest'ultimo concetto che a mio avviso è molto importante per non cadere in certi tranelli, soprattutto durante le prime partite da neofiti. Ed è quello che gli inglesi chiamano con il termine di capturing race, ovvero la gara a chi cattura per primo. Cosa vediamo in questo esempio? Vediamo un gruppo di nero molto forte che sta circondando un gruppo di bianco che ha già un occhio e un gruppo di bianco che attualmente non è vivo perché non ha nemmeno un occhio. Cosa succede? Che bianco, con questi due gruppi che sono comunque tagliati, vedete non sono comunicati, ha a sua volta un gruppo morto di nero all'interno del proprio territorio. Capirete bene quindi che se bianco riesce a catturare questo gruppo di nero, riesce a salvare questo suo gruppo e a vivere. Viceversa, se nero riuscisse a catturare questo gruppo di bianco, riuscirebbe a salvare questo suo gruppo qui nero e con buona probabilità riuscirebbe anche ad uccidere tutto il gruppo, perché potrebbe inibire a bianco la possibilità di crearsi il secondo occhio nello spazio che gli resta qui. Notiamo però una particolarità. Vediamo che il gruppo di nero ha un totale di 1, 2 e 3 libertà, mentre il gruppo di bianco ha un totale di 1, 2, 3 e 4 libertà. Questo cosa significa? Che bianco è in vantaggio di una libertà. In questa situazione, a prescindere da chi tocca la prossima mossa, bianco si sente sicuro ed è assolutamente sicuro di vincere, per cui può continuare a giocare in tutto il Goban in altre situazioni senza problemi, perché nel momento in cui nero dovesse minacciargli di togliergli una libertà e farlo diventare a 3, bianco può replicare comodamente qui e diminuire da 2. Di conseguenza, se nero insiste anche bianco, e se nero insiste, bianco cattura tutto il gruppo. Ok? Quindi questa sarebbe una capturing race in cui bianco vincerebbe sempre. Diverso sarebbe se ci fosse una situazione del genere, perché qui avremo due gruppi, scusate, ecco qui, avremo due gruppi che hanno esattamente 1, 2 e 3 libertà a testa. Chi vince questa capturing race? Chi ha il sente, ovvero a chi tocca la prossima mossa. Perché se ad esempio toccasse nero e nero incalza bianco qui, vedete, anche se bianco va avanti è sempre in ritardo di una mossa. Nero gioca qui, bianco gioca qui, cattura prima nero, vedete? Per cui è importantissimo, quando avete durante una partita molti gruppi, diciamo, frastagliati e seminati in giro per tutto il Goban, che siate sempre accorti e contiate le loro libertà e le confrontiate con le libertà del vostro avversario nelle immediate vicinanze, perché così facendo riuscite a capire se è il caso di mettere in salvo quel gruppo, magari connettendolo, magari cominciando a togliere delle libertà al vostro avversario, oppure potete comodamente lasciar perdere e continuare a giocare da altre parti più importanti del Goban. In questo caso di esempio la situazione balza subito agli occhi, perché abbiamo dei gruppi con solo 3 libertà e la cosa salta all'occhio subito, si vede che sono dei gruppi piccoli, dei gruppi deboli. Però può capitare molte volte di avere dei gruppi molto grandi, molto estesi, che però magari non hanno nemmeno un occhio,
o magari ne hanno solo uno. E magari, se non ci si accorge di questa cosa, lo si dà per vivo e si continua a giocare da altre parti. Se questa cosa salta all'occhio del nostro avversario, sicuramente farà delle mosse che possono essere delle mosse particolari o fuorvianti, e ci potrebbe catturare tutto il gruppo. Quindi un'altra regola d'oro è quella di controllare sempre le proprie libertà sulle singole pietre, ma soprattutto sui gruppi. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Grazie mille per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci.